di Abano e Montegrotto sono la più grande area termale d'Europa. Immerse nel verde del Parco Naturale dei Colli Euganei, in provincia di Padova, a pochi chilometri da Venezia, sono un luogo in cui rinascere e dove trascorrere una vacanza speciale, dedicata a chi ama salute e relax, bellezze culturali ed artistiche, natura, sport e piaceri della tavola. Tutti gli hotel offrono wellness center e reparti termali all'avanguardia, specializzati in fangobalnoterapia e cure inalatorie, convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Una vacanza alle terme di Abano e Montegrotto significa dimenticare lo stress di ogni giorno in un'oasi di pace unica nel suo genere. Oltre 220 piscine termali dove rilassarsi, avvolti dal tepore dell'acqua a 37 gradi centigradi, e la possibilità di disporre del centro termale direttamente in ogni hotel. Un'atmosfera rivitalizzante che garantisce comfort e benessere, oggi come 3000 anni fa. Ci troviamo al Grand Hotel Terme e Spa di Montegrotto Terme, siamo al centro di una delle stazioni termali più importanti d'Europa, la stazione termale più importante d'Europa per la fangobalneoterapia, e si tratta di ovviamente una struttura che parte da un concetto di terme importante. Questo ci permette di sviluppare ovviamente tutti i nostri servizi, quindi le piscine, le attività termali come la fangoterapia, come le inalazioni. E partendo proprio da questo concetto si cerca di sviluppare un po' un prodotto che possa essere a 360 gradi. Dunque si cerca appunto di partire dalla zona di comfort che le terme stesse creano, sono in grado di creare unicamente al mondo, e cercare di sviluppare concetti ulteriori, quindi magari la buona cucina, il wellness in generale con trattamenti anche operati da personale qualificato, altamente qualificato, e la cucina, come dicevamo, che cerca appunto di partire da questo concetto di wellness sviluppando gusti, sapori del territorio e anche in grado di esaltare ovviamente i prodotti locali. E da questo poi si parte sempre dagli hotel per eventualmente anche vedere quello che il territorio stesso propone, quindi itinerari enogastronomici anche per il territorio dei Colli Euganei, itinerari anche culturali con luoghi importanti come il paesino di Arquà Petrarca oppure i giardini di Val San Zibio. Insomma, ci sono diverse possibilità di diversificare, diciamo, il prodotto termale. Hotel che comunque sono gestiti anche con il cuore, con la passione, soprattutto per il fatto che sono appunto portati avanti da diverse generazioni familiari e che quindi cercano di dare anche il senso di familiarità, di casa, di coccole, che comunque deve essere il centro di un prodotto termale che appunto riesce a far capire di poter essere anche più ampio, più sviluppato e maggiormente attento alla domanda che in questi periodi è sempre più esigente. Vi invito dunque a venire qui al Grand Hotel Terme e Spa di Montegrotto per toccare con mano quella che è la vera essenza, la vera storia, diciamo, anche del relax, per appunto potervi godere momenti sicuramente indimenticabili. Il fango termale è un prodotto prima di tutto naturale, è un prodotto che è costituito fondamentalmente da tre componenti: una solida o tellurica, definita così, è un'argilla naturale, un'argilla azzurra che proviene dai Colli Euganei, da un piccolo laghetto in un ambiente completamente lontano da qualsiasi inquinamento. È un prodotto, questa argilla, che non è rinnovabile, quindi il prelievo è controllato dalla regione, se ne può prelevare una quantità limitata durante l'anno, tanto da soddisfare le richieste delle strutture termali. Dicevo, la componente tellurica, questa componente solida, è poi accompagnata da una componente liquida, che è l'acqua termale, con la quale l'argilla rimane a contatto per un periodo piuttosto lungo, di mesi,
Durante questo periodo c'è una specie di cosiddetta maturazione, una specie di modificazione del fango. Il fango diventa più plastico e soprattutto si arricchisce della terza componente, che è una componente biologica. È una microflora di cianobatteri, che sono organismi molto antichi, i primi tra l'altro a comparire sulla nostra Terra, i primi a produrre ossigeno. Sono organismi che crescono solamente nelle acque termali, quindi a temperature che si aggirano sui 38, 40, 45 gradi al massimo, e che hanno la caratteristica molto importante per le nostre cure di produrre una sorta di farmaco naturale. Questa è una caratteristica innata di questi fanghi, nel senso che tradizionalmente sono stati coltivati in questo modo, però in questi ultimi anni abbiamo capito perché queste microalghe sono importanti, perché devono esserci, e soprattutto abbiamo studiato un modo per farle crescere in maniera ottimale, in modo da rendere il fango massimamente efficace. A tutela di questa efficacia c'è un brevetto, abbiamo ottenuto un brevetto europeo che collega la presenza di questi microorganismi dentro il fango, che si sviluppano, come dicevo, nel periodo di maturazione, durante questi mesi in cui il fango rimane a contatto con l'acqua, un brevetto che collega, dicevo, l'efficacia terapeutica con la presenza dei cianobatteri. La produzione del fango, dicevamo, è una produzione tradizionale che però può essere ottimizzata come qualsiasi processo, tant'è vero che noi lo definiamo un processo biotecnologico antico, ottimizzato però con sistemi moderni. Assieme all'Università di Padova in particolare siamo riusciti a studiare le caratteristiche migliori di temperatura, di luce e tutte le caratteristiche fisiche necessarie per far crescere al meglio questo strato di microorganismi fondamentali per la cura, e in questo modo riusciamo attraverso un disciplinare, un protocollo, a spiegare alle aziende come coltivarle al meglio. Esiste a tutela di questo protocollo non soltanto un brevetto internazionale, ma anche un marchio regionale che si chiama FangoDoc, che tutela le produzioni regionali meritevoli appunto di essere mantenute nella regione Veneto. Il trattamento con il fango termale è un trattamento nelle sue modalità di applicazione consolidato. Consiste in una ventina di minuti durante i quali la persona sta immersa nel fango, oppure solo una parte del corpo viene immersa nel fango, e in questi 20 minuti avvengono quegli scambi necessari per ridurre l'impatto di certe patologie che sono legate alle articolazioni, patologie che dipendono naturalmente dal nostro stile di vita, perché le articolazioni si usurano, si consumano, col tempo diventano croniche, e in questo caso non è più possibile operare una cura, ma è sempre possibile curare i sintomi. I sintomi principali che vengono trattati durante la cura fango-balneoterapica sono il dolore, quindi diciamo la rigidità articolare, problematiche della mattina quando uno si alza, fa fatica a muoversi, soprattutto legate alla terza età. Sono patologie che colpiscono quasi il 20% della popolazione sopra i 60 anni, ma sono patologie che colpiscono anche i giovani. Spesso le persone, ad esempio sovrappeso, producono molte sostanze infiammatorie e quindi hanno un basso grado di infiammazione latente che con il fango potrebbe evitare problematiche successive che poi insorgono col passare degli anni. Passati questi primi minuti durante i quali il fango opera la sua efficacia, si fa una doccia di annettamento, una doccia per togliere appunto il prodotto. La maggior parte del prodotto viene recuperata, viene disinfettata e rimmessa in quel ciclo di maturazione necessario per produrre queste sostanze antinfiammatorie contenute nel fango. Dopodiché si entra per una decina di minuti nell'idromassaggio con acqua termale. Naturalmente ci si sta per un po' di tempo a rilassarsi. Successivamente è necessario passare un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora per fare la cosiddetta reazione, cioè un periodo durante il quale si suda molto, la nostra temperatura che si è alzata per effetto del calore del fango torna ad abbassarsi
si ritorna alla condizione normale, ci si fa magari una doccetta e dopo si è pronti per ripartire e andare magari a fare shopping. Vi invitiamo a venire qui nel nostro territorio, nel territorio euganeo Abano Montegrotto, a provare i nostri fanghi. Apparentemente sono un trattamento un po' particolare, ma chiunque lo provi poi ne gode non solo i benefici, ma apprezza anche proprio la modalità di trattamento all'interno delle nostre strutture. Ciao, sono Manuela e oggi vi do il benvenuto nei Colli Euganei, in provincia di Padova. Siamo a Luvigliano di Torreglia, nel parco dei Colli Euganei. Alle mie spalle vedete appunto i colli e i nostri bellissimi vigneti. Sono Manuela e rappresento oggi per voi la Strada del Vino dei Colli Euganei, un'associazione che promuove il turismo enogastronomico nel nostro territorio. Un'associazione che si compone di ristoranti, hotel, B&B, tante cantine, agriturismi e i frantoi. Tutti insieme proponiamo l'offerta enogastronomica del nostro territorio con tanti prodotti di eccellenza. Vi parlerei volentieri in questo incontro di oggi delle nostre proposte per vivere i Colli Euganei e conoscere da vicino i prodotti di qualità dei Colli Euganei, che vanno dal vino all'olio, ai formaggi, ai salumi, al prosciutto, tutti con tanti marchi di denominazione di origine protetta. Lungo la Strada del Vino potete degustare i nostri vini nelle cantine con tante degustazioni, visite guidate anche nei frantoi, vivere dei momenti spensierati negli agriturismi o scegliere il relax nelle strutture termali che poi vi propongono anche intrattenimenti e momenti di visita nelle nostre aziende. La novità del 2021 per noi sono le cene in vigna e i picnic per vivere, diciamo così, l'enogastronomia in maniera un po' alternativa. I picnic si svolgono tra i vigneti oppure tra gli ulivi e oggi ne vedete uno che abbiamo appunto preparato per l'occasione qui tra le vigne di una delle nostre aziende associate. I picnic si svolgono all'aperto, si possono prenotare con anticipo ed è un modo nuovo, leggero, fresco di vivere, diciamo così, un'esperienza enogastronomica nei Colli Euganei. Tutto quello che trovate all'interno dei picnic sono i prodotti del nostro territorio, dalla verdura, ai formaggi, alle farine con cui la nostra chef Isabella Guariento prepara focacce e dolci. Il tutto è sempre abbinato ai vini dell'azienda che ospita il picnic, che si svolge solitamente di domenica o al sabato pomeriggio, un po' prima, diciamo, dell'orario dell'aperitivo. Le proposte sono numerose perché potete trovare, diciamo così, il picnic per la famiglia, per la coppia, per un gruppo di amici. Sono modi, diciamo così, semplici per però stare fuori all'aperto e godersi i nostri bellissimi paesaggi. La cena in vigna invece è un altro appuntamento al quale vi aspettiamo, si svolge di sera ed è sempre ambientata tra i vigneti e tra i filari delle nostre aziende vitivinicole. Vi aspettiamo nei Colli Euganei, tutta l'estate gli appuntamenti saranno numerosi, ma anche in autunno avremo tanti appuntamenti per poter vivere appunto all'aria aperta momenti felici accompagnati dai prodotti del nostro territorio. Per gli
amanti della bicicletta, i Colli Euganei sono un grande bike park, piste ciclabili pianeggianti, prima fra tutte la ciclovia E2 anello ciclabile dei Colli Euganei. Permettono di muoversi con facilità nel parco, mentre la fitta rete di strade forestali è perfetta per gli amanti del mountain bike. Per i professionisti del ciclismo, i Colli Euganei sono una palestra a cielo aperto, con ripide salite, dolci pianure, strade a basso traffico. Al piacere si aggiunge il valore terapeutico del binomio terme e sport. La fangobalneoterapia, unita all'attività fisica, favorisce il ripristino articolare, la ripresa del tono muscolare e l'ottimizzazione dell'equilibrio psicofisico. Siamo nel Parco regionale dei Colli Euganei, un parco naturale situato all'interno della provincia di Padova. Si sviluppa subito a sud-ovest della stessa, secondo una forma di un'ellisse. Un parco costituito da un centinaio di colli che emergono isolati dalla pianura. Già per questo furono descritti da Shelley e da tanti altri poeti per la loro bellezza, la loro unicità. Come isole in un mare, che in questo caso è la pianura, sorgono dalla stessa. Qui siamo a Rovolon, nel settore settentrionale, e possiamo vedere davanti a noi la famosa ciclabile. Questo è l'anello ciclabile dei Colli Euganei. Una pista ciclabile di circa 66 km di lunghezza che va a toccare alcuni tra i principali centri urbani che abitano il piede dei colli. I passaggi infatti sono per la zona termale di Abano, di Montegrotto, per poi continuare a Battaglia Terme, Monselice, la città murata ancora di Este, la zona di Cava Bomba e Cinto Euganeo, per arrivare poi nel settore occidentale che guarda verso la riviera Berica ed i colli iberici ormai molto vicini. La risalita verso Bastia, una piccola salita nella zona del Monte Sereo per poi continuare tutto in piano verso la meravigliosa abbazia di Praglia e così con il biotopo di San Daniele il giro è concluso. Questa mattina abbiamo camminato ancora sui sentieri, nel sentiero in particolare delle Facce, arricchito dalle sculture del signor Barbiero, un locale che con questi volti ha dato forma e ha fatto parlare le rocce di questa zona. In questo momento siamo al Belvedere de Acrose, abbiamo la croce qui davanti a noi che svetta in questo punto panoramico che domina la pianura e il settore più settentrionale dei Colli Euganei. Sulla sinistra possiamo ammirare i Colli Iberici a una sola decina di chilometri di distanza e lì in fondo, nella foschia, si inizia a vedere già Vicenza. Ecco, i colli come insieme dedalo di sentieri possono essere vissuti a piedi ma anche in bicicletta. Per le mountain bike ci sono itinerari fruibili, così come per le ciclabili che si sviluppano e partono da essi in tutte le direzioni. Alle nostre spalle il Monte Grande, il Monte della Madonna, il Passo delle Fiorine con il suo famoso prato molto ampio, utilizzato da tutte le persone della zona, danno un ulteriore valore aggiunto. Per non scordare castelli, chiese, monumenti che dall'undicesimo secolo d.C. e talvolta anche prima hanno iniziato a colonizzare e ad arricchire quest'area. Per cui questi sono alcuni spunti che possono essere vissuti in questa zona da soli, in autonomia o con la compagnia e la guida di esperte guide locali. Aspettiamo tutti e viva i Colli Euganei! I Colli Euganei offrono un paesaggio ancora permeato dal fascino misterioso di castelli, città murate del Medioevo e del Rinascimento, come Este e Monselice, o il borgo di Arqua Petrarca, tra i più belli d'Italia. Sono il luogo privilegiato in cui ammirare le ville venete. Fa scoprire dei veri e propri gioielli architettonici, con maestose facciate e incantevoli giardini. La tranquillità dei Colli Euganei e la magia dei loro scorci sono stati di ispirazione e rifugio di poeti come Petrarca, Foscolo, D'Annunzio, Byron, Shelley, Tommaseo e Buzzati.
È nato così il Parco letterario dei Colli Euganei, come stimolo a scoprire tutto quello che è lo straordinario patrimonio di questa parte di Veneto, incontrando scrittori di tutti i tempi che arrivati qui hanno amato talmente tanto questi luoghi che hanno ispirato loro parole immortalate in pagine di eterna bellezza. Il borgo in cui ci troviamo, sui Colli Euganei, uno dei borghi più belli d'Italia, un piccolo comune, neanche 2000 abitanti, arroccato in questa parte dei Colli Euganei con un paesaggio veramente particolare, la natura, la pace e la quiete, che sono, diciamo, le caratteristiche che più ha amato Francesco Petrarca. Arrivato a Padova già nel 1348, poi andrà via, ritornerà e arriverà stabilmente qui a Arqua Petrarca nel 1370, sistemando una casa preesistente. Oggi questa casa esiste ancora. Si tratta della casa museo, a lui dedicata, di proprietà del comune di Padova. Al suo interno ci sono ancora 2 mobili originali del tempo del Petrarca, una sedia e poi una cassapanca, un mobile che verosimilmente conteneva i suoi amati libri. Petrarca non amava solo scriverli, ma amava anche collezionarli. Qui si porta proprio un pezzo di questa sua prestigiosa biblioteca. La casa è aperta al pubblico che può quindi respirare l'atmosfera che respirava anche Petrarca, che in questa casa vive non da solo, vive anche con la sua famiglia, un pezzo della sua famiglia, con la figlia Francesca, la nipotina Eletta e anche il genero Francescuolo da Brossano. Anche qui passa il suo amico Lombardo della Seta, il suo segretario. Insomma, incontriamo un Francesco Petrarca forse un po' più uomo, con una visione un po' più domestica, potremmo forse così dire, nonno, papà, suocero, una visione quindi adatta a questo momento della sua vita. Appunto verso la fine della sua vita decide di vivere gli ultimi anni proprio qui ad Arquà. All'epoca si chiamava soltanto così, Petrarca verrà raggiunto soltanto nell'Ottocento. Dalla casa del Petrarca possiamo fare come faceva lui, passeggiare in questo borgo che ha conservato ancora oggi i tratti medievali, scorci caratteristici, anche con qualche villa invece dall'aspetto veneziano. Anche questo luogo infatti viene conquistato dalla Repubblica Serenissima di Venezia. Arriviamo quindi all'oratorio della Santissima Trinità in cui il Petrarca si ritirava in preghiera passando sotto la monumentale loggia dei vicari. Dall'oratorio cominciamo la nostra passeggiata dal borgo superiore, dove si trova appunto la casa museo, a scendere verso il borgo inferiore. Non possiamo non dare un'occhiata anche alle targhe letterarie del Parco Francesco Petrarca dei Colli Euganei, l'unico parco letterario riconosciuto in Veneto. In queste targhe leggiamo che cosa? Leggiamo le impressioni, le emozioni che hanno provato tantissimi autori che sono venuti in questo luogo di pellegrinaggio letterario. Troviamo anche Ugo Foscolo, troviamo D'Annunzio, troviamo anche George Byron. Arriviamo quindi alla tomba di Petrarca che si trova nel borgo inferiore. Si trova davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta, che è la parrocchiale di Arqua Petrarca. Questa chiesa esiste già dal 1026, nelle forme che vediamo oggi è stata molto modificata già all'epoca di Petrarca, ma fino ai giorni nostri, fino agli inizi del XX secolo. Davanti alla chiesa si trova la tomba di Francesco Petrarca. Questo monumento, che è sostenuto da 4 colonne, riporta anche delle parole di Francesco Petrarca. Pare che si sia scritto lui l'epitaffio da scrivere poi appunto sulla tomba. Nella casa museo si trova anche una gatta, una mummia della gatta, che la tradizione vuole essere la gatta di Francesco Petrarca, che custodisce ancora oggi, sebbene sia morta, le sacre scritture del suo padrone. Petrarca, quando muore nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 1374, muore nella sua casa appunto qui di Arqua Petrarca, viene sepolto inizialmente nella chiesa parrocchiale. Successivamente è proprio il genero che gli costruisce questa arca, questo mausoleo che ancora oggi accoglie i visitatori. Questo borgo è veramente ancora oggi ben conservato, delle norme che regolano veramente anche la costruzione di nuovi
nuovi edifici, devono essere tutti in linea con questa atmosfera medievale di calma e tranquillità che avevano attirato Francesco Petrarca e che speriamo attirino anche i nuovi visitatori di questo borgo dei Colli Euganei a Arco a Petrarca. Mi sono costruito nei Colli Euganei una casa piccola, sì, ma bella e dignitosa. Lì, ogni volta che mi è concesso, trascorro in pace quel che mi resta di vita, sempre abbracciando strettamente, con memoria tenace e con le braccia dell'anima, gli amici, sia defunti che assenti.